Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Pillole di Economia. Sigla! Sicuramente almeno una volta nella vita avrete sentito parlare, magari al TG, di calmiere dei prezzi. Andiamo a scoprire che cos'è. È una misura che è stata applicata veramente molte volte nel corso della storia, quindi magari l'avete anche trovata in qualche libro di storia. Però come al solito è necessario partire da una premessa. Durante il 1700 l'economista Adam Smith ha inventato la teoria del liberismo. Questa teoria economica prevede la libera iniziativa, in pratica lo Stato non doveva intervenire sul mercato. Secondo questa teoria, domanda e offerta, quindi produttori e consumatori, riescono a mettersi d'accordo e trovare un equilibrio da soli senza che lo Stato intervenga. Adam parla della cosiddetta mano invisibile, quindi una specie di forza magica che regola il mercato. Ad esempio, se un prezzo diventava troppo alto, a quel punto la domanda calava perché meno persone potevano permettersi questo bene e i produttori erano obbligati per forza a scendere di prezzo se volevano vendere i loro prodotti. Per cui alla fine si arriva sempre ad un equilibrio. Attenzione a non confondere liberismo e liberalismo. La prima è una teoria economica, la seconda è una teoria politica. Dal 1700 ad oggi di acqua sotto i ponti ne è passata, quindi ci sono state nuove teorie economiche, alcune che davano ragione in parte al liberismo e altre che andavano proprio contro il liberismo. Non mi sento di dire però che sia stato completamente abbandonato. Il liberismo infatti è stato perfezionato nel tempo, a mio parere. Sistemi come quello neoliberista prendono ovviamente spunto dal liberismo. Anche questa teoria dice che lo Stato non dovrebbe intervenire nel mercato, però dice che non dovrebbe farlo laddove possibile. Solitamente un intervento dello Stato nel mercato si rende abbastanza necessario quando ci sono momenti di crisi o momenti di guerra. Un esempio di intervento dello Stato nel mercato potrebbe essere l'acquisto da parte dello Stato di aziende private. Di questo ho più o meno parlato anche nel video qui in alto a destra sull'Ilva, ex Ilva, quindi andate a guardarlo. È chiaro che in momenti di difficoltà economica lo Stato intervenga nel mercato per acquistare delle aziende private perché i consumi si abbassano di molto e queste aziende sono veramente in crisi, quindi acquistarne la proprietà è un modo di non farle fallire. Un altro esempio di intervento dello Stato nel mercato potrebbe essere quello della costruzione di strade, di ponti o comunque infrastrutture. Questo genere di cose vengono finanziate con la spesa pubblica e erano una marcia in più, ad esempio, dopo la crisi del 29 negli Stati Uniti. Un altro esempio è il calmiere dei prezzi e qui arriviamo al punto del video. Che cos'è il calmiere dei prezzi? Quando viene definito un prezzo massimo al quale un bene può essere venduto, a quel punto abbiamo un calmiere. Lo Stato di fatto priva i produttori della libertà di poter scegliere il prezzo dei propri beni. E questo viene fatto principalmente per tutelare i consumatori da un aumento eccessivo dei prezzi. Un esempio storico di un calmiere dei prezzi può essere quello che è stato messo in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo storico la Germania era molto impegnata a massimizzare la propria produzione bellica, quindi c'erano meno derrate alimentari rispetto al tempo di pace. E capite bene che la conseguenza di avere una risorsa molto limitata è il fatto che questa risorsa costi molto, quindi se abbiamo pochissimo pane, quel pane costerà molto di più rispetto che il pane che troviamo sotto casa oggi. Un altro esempio di intervento dello Stato nel mercato è quello dei monopoli. Ho già fatto un video sul monopolio del tabacco, ve lo lascio sempre qui in alto a destra. Detto questo, come dimostra la storia, a volte è assolutamente necessario che lo Stato intervenga nell'economia reale, quindi nel mercato. Tuttavia non è sempre auspicabile questo intervento. Anche perché nel momento in cui decidiamo che lo Stato debba intervenire, quanto deve intervenire? Qual è l'intensità ideale? Ci sono stati dei casi, come ad esempio quelli dell'ex Unione Sovietica, nella quale la cosa è sfuggita di parecchio di mano perché l'URSS voleva controllare interamente l'economia. Pessimo errore. Detto questo, in conclusione, le teorie economiche, come il liberismo o neoliberismo, sono teorie. L'economia non è sempre una scienza esatta e a volte non si raggiungono gli obiettivi che ci preponiamo e soprattutto le cose non vanno esattamente come vorremmo. E visto che negli ultimi decenni le maglie dell'economia sono legate a doppio filo con quelle della politica, dobbiamo scegliere dei politici intelligenti in campo economico.
cosa che non stiamo facendo negli ultimi decenni, evidentemente, perché abbiamo continuato a fare debiti che non sappiamo come saldare. Quando andate a votare, tenete conto anche dell'economia, per favore. Detto questo, il video si può concludere qui. Se vi è piaciuto vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina, e come sempre tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.